Eccoci qua col capitano del Pol Cornedo, Enrico Ferrari. Cosa si prova allora a finire sul tetto del Veneto quando 7 anni fa eravate in Serie D e c'eri anche tu? È cominciata questa scalata, adesso siete sul tetto del Veneto. Sì, certamente ci hanno aiutato i nuovi arrivi e anche merito di chi adesso non gioca più con noi, alla società. Questa coppa la dedichiamo al pubblico che ci segue sempre numerosi. Cosa ha fatto la differenza stasera? Voi li conoscevate già, avevate già vinto, però non è stata una partita facile. No, secondo me stasera ha vinto il gruppo. Nei momenti non abbiamo fatto una bellissima pallavolo, ma siamo riusciti a sopperire l'un con l'altro quando qualcosa non andava, insomma. Ecco. Con Nicola Signoretti, capitano del Volley Eagles Mestrino, tocca commentare purtroppo la seconda sconfitta in finale in 2 anni. Che partita è stata? Diciamo che sapevamo che era difficile perché come l'anno scorso abbiamo incontrato la prima del nostro girone, la quale già in campionato aveva dimostrato di essere leggermente superiore a noi. Comunque 2 anni di fila in finale è un'impresa che è riuscita a gran poche squadre. Vuol dire che a pallavolo qualcosa sappiamo giocare, insomma, dai. Thank you.